Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Domenica di incendi, una quarantina i roghi in tutta la regione, complici il caldo e il forte vento di scirocco, mobilitati Canadair ed elicotteri a supporto di vigili del fuoco, guardie forestali e protezione civile. Chiuso dalle 16 l'aeroporto di Trapani Birgi, voli dirottati su Palermo. A Scopello per il fuoco 200 turisti evacuati via mare, il rogo ha minacciato anche alcune villette, residenti invitati a lasciare le abitazioni, bagnanti bloccati in spiaggia a San Vito Lo Capo. Migranti, Lampedusa è al collasso, interviene il ministro Urso, l'Europa si muova, il sindaco Mannino, la Premier venga qui, Save the Children, troppi minori non accompagnati, necessari centri di accoglienza a loro dedicati. Domenica di rientri anche in Sicilia, oltre 10.000 i veicoli in transito a Messina verso i traghetti, sta rientrando l'emergenza idrica che aveva lasciato a secco alcune zone della città. Dopo lo stupro di gruppo di Palermo, sempre più intenso il coro dei no alla violenza, non solo da parte delle donne. Anche il CUS Palermo di Pallamano dice quando è no, è no. Morgan, dopo gli insulti al pubblico, si scusa, non sono omofobo, ho avuto una reazione sbagliata. Le sue invettive a Selinunte contro chi gli chiedeva dei brani di Battiato. Il Catania prepara Ragalna all'esordio in campionato. Tabian prova schemi e interpreti. Sul mercato in partenza Giovinco, in arrivo un centrocampista. Per il Palermo doppio colpo in entrata, arrivano Henderson e Di Francesco. Bentrovati. Domenica di fiamme in Sicilia, complice il forte vento di scirocco, una quarantina gli incendi divampati oggi in quasi tutte le province, impegnati Canadair ed elicotteri oltre a vigili del fuoco, guardie forestali e protezione civile. Il rogo più serio per le conseguenze nel Trapanese, a Birgi, chiuso dalle 16 l'aeroporto. 200 turisti sono stati portati in salvo via mare alla Tonnara di Scopello, ma per le ultime sull'aeroporto di Trapani sentiamo Laura Spanò. Chiuso per un incendio divampato nel primo pomeriggio nelle campagne del vallone circostante allo scalo aeroportuale del Vincenzo Flori di Birgi. Le temperature torride e il forte vento di scirocco infatti in pochi minuti hanno allargato il fronte del fuoco, creando una nube tale da precludere ogni possibile utilizzo dello scalo civile di Birgi, tanto che l'Airgest, la società che gestisce i servizi a terra, ha disposto l'immediata sospensione di tutti i voli da e per Birgi. Stiamo collaborando, dice il presidente Salvatore Ombra, con l'aeronautica militare Vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura fortunatamente non è sfiorata, ma abbiamo comunque emesso un avviso per l'interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi, conclude Ombra, sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto. Trapani solo qualche settimana fa era stata in prima linea nello smistamento dei voli da e per Fontanarossa, chiuso per un incendio. Oggi è toccato lo scalo aeroportuale trapanese. Le nubi oggi pomeriggio hanno avvolto completamente lo scalo e parte dell'autostrada. L'incendio è divampato lato mare e a causa del forte vento si è immediatamente propagato all'interno del sedime aeroportuale, lato pista. Alle operazioni di spegnimento sono intervenuti mezzi antincendio dei militari del 37° Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio dell'82° centro SAR dell'aeronautica. Ora si indaga per capire le cause che hanno determinato l'incendio, mettendo a rischio persone e cose. E non c'è pace per gli aeroporti siciliani. Dopo le 3 settimane infernali vissute a Fontanarossa, questa volta a causa di un incendio, come abbiamo sentito, è stato chiuso lo scalo di Trapani Birgi. Lo ha comunicato poco dopo le 16 la società Airgest. Impegnati nelle operazioni di spegnimento anche mezzi antincendio militari e civili, compreso un elicottero dell'aeronautica. Già dirottati su Palermo alcuni voli provenienti dal Belgrado, Bratislava e Porto. Scarse, come in altri casi, le informazioni sui voli nel sito dell'aeroporto. E fiamme altissime, visibili a distanza anche nel centro abitato e fumo denso con l'aria irrespirabile. L'incendio che si è sviluppato nella celebre Tonnara di Scopello, nel Trapanese, alimentato al forte vento di scirocco, ha mandato nel panico centinaia di turisti che si trovavano in spiaggia. Il rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara e 200 bagnanti bloccati alle fiamme sono stati portati in salvo via mare dai soccorritori. In 40 salvati dalla motovedetta e la guardia costiera, gli altri da imbarcazioni e gommoni privati. Alcuni con militari a bordo. Evacuate anche alcune villette minacciate dal fuoco. Altre decine di bagnanti sono rimasti bloccati in auto alle pendici del Monte Cofano sul versante di San Vito Lo Capo. Un elicottero ha gettato sulle fiamme l'acqua pompata dal mare.
E il Presidente della Regione Renato Schifani segue da vicino l'evolversi della situazione incendi che sta interessando tutta la Sicilia. Sono in continuo contatto, dice Schifani, con la Protezione Civile regionale e nazionale, nonché con il Dipartimento e il Corpo Forestale della Regione. Anche questa volta, dice Schifani, la nostra terra è messa a dura prova da mano criminali che si stanno macchiando di efferate condotte. Il sistema sta comunque reagendo e reggendo molto bene. Immigrazione, Lampedusa e al tracollo, l'hotspot super affollato, disposti trasferimenti a Catania, Porto Empedocle, Pratica di Mare e Pisa. Interviene anche il ministro Urso, l'Europa si muova, dice. Il sindaco Mannino invita la Premier a visitare l'isola, mentre Save the Children lancia un appello: sono troppi i minori non accompagnati in Sicilia, necessario allestire dei centri di accoglienza a loro dedicati. Tonino De Mana. Arrivi e trasferimenti senza sosta a Lampedusa, che sta vivendo un'altra estate da incubo con l'hotspot, capienza a 380 posti, che fino a poche ore fa ospitava quasi 5.000 migranti. Complici le condizioni meteo marine sfavorevoli, però sono diminuiti gli arrivi di profughi, consentendo l'alleggerimento della struttura di Contrada Imbriacola. La prefettura di Agrigento sta coordinando gli spostamenti. Oltre 700 extracomunitari sono stati trasferiti a Porto Empedocle. Altri gruppi, da 70 ciascuno, sono stati imbarcati con voli militari per Pratica di Mare e Pisa. Polizia e Croce Rossa si stanno occupando delle pre-identificazioni, ma a differenza del passato non sembrano esserci momenti di tensione. Tensione che sembra esserci invece sul fronte delle istituzioni, come conferma la sortita del ministro Urso. L'Europa non può lasciare l'Italia a fronteggiare da sola questo fenomeno straordinario di migranti che vedono in Lampedusa la porta d'accesso in Europa. Il governo è già intervenuto in maniera efficace ed altro potrà farlo nelle prossime settimane in maniera compiuta, anche per consentire all'isola di svilupparsi come deve e merita nel settore turistico e della pesca, nel cuore del Mediterraneo. Va giù duro anche il sindaco delle Isole Pelagie Filippo Mannino. È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al governo gli sia esploso in mano. Ha detto: la Premier Meloni passi 2 giorni a Lampedusa, ci sediamo nel mio ufficio e insieme troveremo una soluzione. Ma il tema dell'immigrazione è tra i primi posti nell'agenda del governo, con un consiglio dei ministri ad hoc convocato per domani. Intanto a Catania sono arrivati migranti sbarcati da nave Dattilo e trasportati nel centro di accoglienza di via Forcile. Qui i profughi, molti dei quali minorenni, restano qualche giorno, 2 o 3, in attesa che la prefettura decida il trasferimento. Sull'argomento si registra il grido d'allarme di Save the Children. Nella regione Sicilia al 30 di luglio sono presenti oltre il 23% dei minori stranieri non accompagnati accolti nel nostro sistema nazionale, quasi un minore su 4. È necessario prevedere centri di prima accoglienza per minori soli su tutto il territorio nazionale. Messina tra controesodo e crisi idrica, regge il piano mobilità studiato dall'amministrazione per affrontare il traffico più intenso. Intanto si avvia alla soluzione la crisi idrica che ha lasciato i rubinetti a secco, anche se il Codacons sta preparando azioni legali. Francesco Triolo. Controesodo e crisi idrica. Sotto l'ombrellone nell'ultimo weekend d'agosto a Messina erano questi 2 gli argomenti più dibattuti. A caratterizzare il traffico sulle autostrade siciliane è stato soprattutto quello legato al mordi e fuggi della domenica. Le segnalazioni del Consorzio Autostrade Siciliane evidenziano code e rallentamenti nel primo pomeriggio solo sulla tangenziale di Messina, all'altezza dei lavori del viadotto Ritiro in entrambe le direzioni. In mattinata il traffico è stato sostenuto, ma prevalentemente in prossimità delle località balneari. File si attendono al rientro in serata nei capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda il controesodo ai traghetti sullo stretto, il piano mobilità studiato a Messina per affrontare l'ondata più grossa di auto in transito ha funzionato quasi perfettamente e sullo stretto quasi non ci si è resi conto che in una sola giornata hanno transitato più di 13.000 auto e circa 300 tir. Le strade del centro hanno retto ai picchi da bollino rosso. Sia Caronte Tourist che Blue Ferris hanno messo in campo tutta la loro
flotta disponibile, 8 navi il vettore privato, 5 quello pubblico. A Messina però tiene banco anche la crisi idrica degli ultimi giorni, che ha causato disagi soprattutto nella zona del centro, sino alla Riviera Nord e ai villaggi di Torrefaro e Ganzirri. Le proteste dei cittadini sono state diverse e hanno confermato le criticità della distribuzione dell'acqua a Messina, tanto che il Codacons sta presentando un esposto all'ARERA per verificare la congruità del costo delle bollette e chiedere un risarcimento in fattura. C'è un contratto di somministrazione e l'AMAM è tenuto a garantire determinati standard e una fornitura di acqua continua. Così non è, questo quindi comporta la necessità di fruire degli autoclavi, quindi c'è un costo di energia elettrica e quindi questo è il danno che l'AMAM causa ai cittadini, che dovrebbe essere indennizzato. Peraltro ci sono stati dei precedenti, ne ricordo uno in Sicilia contro l'EAS, in cui è stato chiesto proprio un indennizzo a causa della limitata erogazione di acqua. Lo stupro di Gruppo di Palermo ha suscitato un coro di no alla violenza sulle donne. Migliaia di messaggi sui social, manifestazioni di solidarietà in città, i profili social della giovane che ieri ha manifestato rabbia e determinazione sono presi d'assalto da coetanei ma anche da adulti che la incitano a non scoraggiarsi. Anche lo sport si mobilita. La squadra di pallamano di Serie A Silver del CUS Palermo ha lanciato in rete un video. Quando una donna dice no è no. Simone Mazzone. La solidarietà passa attraverso lo sport e la squadra di pallamano di Serie A Silver del CUS Palermo si schiera contro la violenza dopo i recenti brutali fatti al Foro Italico, ma non solo, perché purtroppo quello non è un caso isolato e giornalmente ne emergono ancora tanti, troppi. In un video diffuso sul web con le magliette a rappresentare i colori della squadra e volantini stretti tra le mani è chiaro il messaggio no e no da parte dei giovani atleti che condannano ogni forma di violenza sulle donne. Un no è un no, anche se ha la donna corta. Un no è un no, anche se ha bevuto. Se dice no è no, anche se ha avuto altri ragazzi. Un no è un no, anche se prima dice sì e poi cambia idea. Perché noi tra le vostre braccia vogliamo solo sentirci protette. Ed è attraverso lo sport, sano simbolo di regole e disciplina, che proprio questi giovani spiegano senza mezzi termini ai coetanei che un no è un no, che una donna non è merce o carne da macello. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco. Eccoci rientrati in studio. Chiede scusa al pubblico Morgan dopo le parolacce e le frasi omofobe rivolte al pubblico durante il suo spettacolo a Selinunte. Ho avuto una reazione sbagliata. L'artista si è scagliato contro i suoi fan che gli chiedevano di cantare alcuni brani di Franco Battiato cui era dedicato il suo spettacolo. Ma vediamo cos'è successo ieri sera. Ma sono un personaggio! Andate a vedere Marrakesh! Andate a vedere Fedez! Vai a fare il culo! Frocio di merda! Non ha esitato ad apostrofare uno spettatore venuto per seguire la sua esibizione con un insulto omofobo, gridato più volte. Eccolo Morgan mentre rivolge parolacce e invettive senza controllo verso il pubblico durante il suo spettacolo al parco archeologico di Selinunte. Siete proprio stupidi, siete stupidi, la società è una merda fatta da gente come voi. State zitti, basta, mi avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni! Quella dell'artista lombardo al Tempio di Era, Selinunte, doveva essere una lezione concerto dal titolo Battiato, segnale di vita e di arte, a chiusura del Festival della Bellezza dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l'ira dell'artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto «sei fuori tema», chiedendogli di cantare alcuni brani di Franco Battiato, cui la serata era dedicata. Ma tu cosa c'entri con Battiato? Ma te cosa c'entri? Ma è certo che è ovvio che uno con... Ma che? Ma che vuoi? Canta e stop. Ma tu, scusate, ma cioè... Canta e stop. Ma... gente senza dignità. Canto solo se ve lo meritate. Sia chiaro. E se io sto bene, se ho un'emozione tale per cui mi piace la bellezza, mi piace... Ma smettila! Senti quello che ho da dire! Senti quello che ho da dire! Imbecille, ignorante, senti quello che ho da dire.
Dalla platea sono arrivati i fischi e l'invito di chiudere il caso, ma così non è stato. Il concerto si è trasformato in una lunga scia di volgarità e imprecazioni che ha di fatto macchiato la bellezza dei luoghi. Il festival stesso dedicato alla bellezza senza avere il rispetto per le persone che erano presenti e che avevano pagato il biglietto. Alla fine, dopo l'acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato prima di concludere lo spettacolo. Breve pausa e poi le ultime sul calcio Catania. Eccoci allo sport, alle ultime sul Catania che sta preparando a Ragalna l'esordio in campionato. Tabiani prova schemi e interpreti. Sul mercato in partenza Giovinco, in arrivo un centrocampista. L'ex del Crotone, Mazzotta, intanto suona la carica in vista del confronto con i calabresi. Marco Carli. Il Crotone nei pensieri c'era già da tempo, ancora di più adesso a 5 giorni dal match casalingo che vedrà gli etnei opposti ai calabresi per la prima giornata del campionato. Appuntamento importante per vari motivi. All'ovvietà dell'esordio si aggiunge la caratura dell'avversario e l'attesa dimostrata dai numeri della campagna abbonamenti che c'è in città. Dopo gli ultimi test non certo positivi e dopo gli importanti colpi di mercato c'è tanta voglia di scoprire di che pasta è fatto il nuovo Catania di Tabiani. Antonio Mazzotta non ha dubbi. Stiamo lavorando già da un mese e mezzo, i meccanismi adesso si cominciano a vedere, la palla viaggia più velocemente, stiamo capendo, non vogliamo trovare alibi, noi sicuramente arriveremo a venerdì che sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Il difensore, un ex di turno a Crotone, ha costruito pagine importanti di carriera con una promozione in A e a Catania anche per spingere il gruppo con la sua esperienza. Sì, però ci sono tanti altri giocatori importanti in rosa, la società, il direttore stanno allestendo una grandissima squadra, hanno portato dei giocatori importantissimi, perché quest'anno non sarà un campionato facile, sarà un campionato difficile, quindi se non diamo tutti 100% è dura. Mercato a Ragalna, il vicepresidente Grella, il direttore sportivo Laneri e anche Marc Bresciano studiano ogni mossa dei giocatori. A proposito, Rapisarda ha girato a parte per un colpo alla caviglia, ma c'è fiducia per il suo recupero. A parte anche Giovinco che è destinato a partire presto, De Luca per il momento resta se non arrivano proposte e poi c'è la corsa al centrocampista, la mezzala sinistra che manca per completare l'organico. L'unica entrata al momento prevista. Il 1° settembre si chiude il mercato e si gioca a Catania-Crotone. Il conto alla rovescia è partito. Il Palermo continua il lavoro in vista dell'impegno di Reggio Emilia di martedì, doppio colpo in entrata, arrivano Henderson e Di Francesco, decisivo in Serie A contro la Lazio domenica scorsa. Marco Gullà. Motori riaccesi, il Palermo guarda la sfida di martedì a Reggio Emilia contro la Reggiana. Corini insiste in larga parte con la formazione che ha pareggiato sul campo del Bari, in attesa ovviamente dei nuovi arrivi. La grande novità è il debutto di Lund che si prende la fascia sinistra della difesa in attesa del pieno recupero di Aurelio. Il sistema di gioco è sempre il 4-3-3. In avanti, insieme a Capitan Brunori, ci dovrebbero essere ancora Insigne a destra e Di Mariano sulla sinistra. Soleri e Mancuso vanno in panchina pronti a entrare a gara in corso. Mercato, il Palermo piazza altri 2 colpi, Henderson per il centrocampo e Di Francesco per l'attacco. Il primo ha già svolto le visite mediche e si legherà al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diverso invece il discorso per il secondo, per il quale si dovrà aspettare qualche ora in più, essendo stato convocato dal Lecce per il match contro la Fiorentina. Di Francesco arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Palermo che ha fatto anche un sondaggio per Florenzi del Cosenza. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. In chiusura vi ricordo che è ancora chiuso per l'incendio l'aeroporto di Trapani Birgi, voli dirottati su Palermo. Incendi che stanno interessando un po' tutta la Sicilia, una situazione che il Presidente della Regione Renato Schifani dice che sta seguendo con grande attenzione, ma il Governatore parla anche di roghi innescati da mano criminale. Grazie per averci seguito fin qui, buona serata.